In questa oretta abbiamo parlato di tante cose col governatore ed è sempre bello anche parlarne per capire quello che succede nella regione Veneto, e tra le tante discussioni in atto c'è il referendum, non quello che si farà ovviamente il 4 di dicembre, ma quello per quanto riguarda i Veneti. Andiamo a vedere il servizio. Si accende la battaglia per il referendum sull'autonomia del Veneto, la madre di tutte le campagne portate avanti negli ultimi mesi da Luca Zaia. A mettere i bastoni tra le ruote al governatore del Veneto però si è messo Marcello Cardani, presidente dell'Agicom. La massima autorità per le garanzie delle comunicazioni ha espresso a chiare lettere il suo divieto nell'utilizzo del logo regionale e dei canali istituzionali per promuovere la campagna referendaria. Qualsiasi tipo di campagna quindi potrà essere portata avanti solo in forma privata. Il Consiglio però non ci sta e si prepara a chiedere un nuovo parere, puntando sul giudizio di legittimità espresso dalla Consulta, che di fatto ha dato il via libera al referendum. Ecco perché già si parla di date possibili e Zaia, incassato il no sul 4 dicembre, che avrebbe abbinato il referendum per l'autonomia a quello costituzionale, si difende dagli attacchi di chi lamenta uno spreco di soldi pubblici. I circa 14 milioni di euro che serviranno, tra le altre cose, per allestire le sezioni e fornire i compensi a presidenti di seggio e scrutatori, sostiene il governatore, si sarebbero quasi totalmente annullati portando il voto nello stesso giorno e proprio per questo minaccia di chiedere i danni al governo. Anche perché i costi saranno totalmente in carico alla regione, che già si sta occupando della stampa e della distribuzione delle schede. L'obiettivo allora è quello di portare i veneti al voto entro i primi mesi del 2017 e la promessa di Zaia è che da lì in poi nulla sarà più come prima. È chiarissimo, potrei alzarmi e andare via. No, ho detto tutto. No, sì. Vorrei partire da Agicom. Cioè l'Agicom dice a noi che se si fa il referendum, noi lo facciamo, quindi quando farete il referendum non potete utilizzare la vostra posizione pubblica, quindi gli strumenti della regione, eccetera, per fare promozione del referendum. Io mi chiedo se l'Agicom ha fatto la stessa roba con Renzi, che sta girando l'Italia da Presidente del Consiglio per parlare del suo referendum. Cioè, non so, vabbè che noi siamo figli di un Dio minore, ma siamo quelli che mantengono l'Italia, che paghiamo le tasse. Quindi vabbè, Agicom sì, Agicom no, sinceramente non me ne frega niente, perché i veneti sono talmente avanti ormai e ne hanno talmente piene le scatole di questa storia del centralismo, dell'arroganza di Roma, che sono convinto che andranno a votare e voteranno sì. Ecco, l'unica speranza che ho, e l'appello che faccio costantemente ai veneti: andate a votare al nostro referendum. Cioè il referendum per l'autonomia che faremo, a me non basta un sì per avere forza. Io so che vince il sì, ma bisogna che sia un sì di molti veneti. Che sia un numero importante. Più veneti ci vanno, meglio è. Perché un discorso è andare a Roma a battere i pugni col 55-60% di veneti, ma se avessi il 70, 80, 90% di gente che esce da casa e va a votare, vota sì, vota quello che vuole, cioè, è tutta un'altra storia. Quindi bisogna fare una bella campagna di pubblicità. Ma guardi, i veneti non hanno alibi, nel senso che questo referendum non cambia la vita il giorno dopo, però il Veneto non sarà più quello di prima, cioè si inizia un percorso. Qualcuno mi dice, vabbè, ma cosa cambia? Non saremo come Trento e Bolzano, ma il giorno dopo no, però è altrettanto vero che non saremo neanche più come quelli di prima, è altrettanto vero che giuridicamente è iniziato un percorso, è altrettanto vero che per la prima volta nella storia una regione è autorizzata a celebrare un referendum con queste caratteristiche, che non è una roba da poco. Prova ne sia che Renzi, nel momento in cui gli ho chiesto 2 volte per iscritto, più una diffida 3 volte, di poter fare il referendum lo stesso giorno del referendum di Renzi, non risponde. E qualcuno mi dice che c'era uno spreco. Leggo, Zaia spreca, i 14 milioni sono tolti ai bambini dell'asilo, i 14 milioni sono tolti ai disabili, i 14 milioni sono tolti all'agricoltura, i 14 milioni sono tolti alle attività produttive, alla scuola. Sì, gli togliamo questi 14 milioni, li potete dedicare tolti a chiunque. Ma la verità è che se ci facessero fare l'election day, se noi il 4 dicembre avessimo potuto fare il referendum, noi avremmo speso 0. Questa è la verità. Allora se io spreco 14 milioni, dico che non li spreco, li sto investendo e me li fa sprecare il governo. Con la vittoria del sì vorrebbe dire un'autonomia, vorrebbe dire avere più soldi, vorrebbe dire avere tante... Mi sta prendendo in giro? No, non lo sto prendendo del sì, di quello di Renzi o il nostro? No, quello del Veneto. Quello del nostro Veneto, referendum? Sì. Stiamo parlando di quello? Sì, no, ma siccome oggi parliamo del sì, e vorrei dire ai cittadini... No, parliamo del referendum. Non parliamo di sì e di no. Sapevo che veniva fuori questo Diciamo dubbio. che se passa il nostro referendum dell'autonomia inizia un percorso. Io non vi so dire che
piega prenderà, quanto durerà, ma inizia un percorso. E so però per certo che il Veneto fra 5 anni, 10 anni non sarà più il Veneto di oggi. Allora è meglio che io ci metta anche un bel referendum di mezzo, no? Un bel referendum sull'autonomia, dove a differenza di tutte le altre regioni noi ci siamo espressi. Guardate, ci sono fiori di costituzionalisti, penso al professor Bertolizzi, al professor Antonini, al professor Rivone Cacciavillani, che possono confermare che non è vietato da nessuna legge andare in Parlamento, modificare la Costituzione e scrivere dopo la parola Bolzano Veneto. Noi possiamo essere autonomi come Veneto, basta che lo scrivano. Scrivono Veneto dopo Bolzano. Posso fare questa proposta? Scrivete Veneto dopo Bolzano, noi non facciamo referendum. E sarebbe finita la Pedemontana, l'ospedale di Padova. Ma guardi, noi mandiamo ogni anno 20 miliardi di tasse a Roma. Cioè, se finisce tutto. Cioè, posso fare anche i guardrail autostradali dorati, li faccio fare di oro zecchino, li faccio tirare. Finirà, siamo stanchi di sentirci dire, ma quando vai in Trentino cambia il manto stradale, gli guardrail sono di legno. Cambia persino il verde. Sì, cambia. Sembra un verde diverso. Sì, lì ci sono i contributi anche per sfalciare, cioè ovvio. Allora, io non ce l'ho col Trentino, anzi io mi batto perché loro mantengano la loro autonomia, ma mi batto anche perché i veneti abbiano la stessa autonomia dei trentini. Se poi c'è qualche veneto che si vergogna di questo, fa altro che andare al nostro referendum e vota no. E allora cosa abbiamo fatto? Siamo andati in mezzo alla gente e abbiamo chiesto cosa ne pensa. Sentiamo cosa Bravi, dicono. bella idea. Sentiamo cosa dicono. Un referendum per capire se il Veneto vuole essere autonomo, è giusto che i veneti lo decidano loro. Io credo che in linea di massima il Veneto meriti più autonomia di quello che ha e la riforma costituzionale di cui si sta discutendo adesso prevede dei meccanismi per cui le regioni virgolette virtuose possono avere una maggiore autonomia. Quindi io credo che il Veneto meriti più autonomia. Il motivo parte da molto lontano, nel senso che se noi non riusciamo a cambiare questo sistema politico non ne veniamo fuori. Tutti i partiti, destra e sinistra, si trovano intruppati in un sistema politico che non funziona più. Sinceramente non credo. I problemi che io vedo in Veneto, basti pensare ai casi di corruzione eclatanti che sono venuti fuori negli ultimi 5-6 anni, erano tutti targati Veneto. Ma secondo il mio pensiero toglierei le autonomie a tutte le regioni italiane che già ce l'hanno, perché tutte le regioni dovrebbero avere le stesse prerogative. Ma io in generale sono contro tutte le autonomie, ecco, abolirei la Sicilia come regione autonoma e in generale tutte le regioni autonome. Non ha senso dopo 150 anni imbastire una polemica e una guerra su questo argomento. No, non ritengo sia necessario la scelta che ha deciso la Commissione regionale di effettuare, quindi di rendere la regione Veneto autonoma. Non saprei rispondere con precisione, certo forse un po' di più, perché le tasse che uno paga nella propria regione restino nella propria regione. Certamente dovrebbe essere autonomo come le altre regioni qui vicine, Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, che ci sarebbero più soldi per noi veneti, che abbiamo dato qualcosa, ci sembra, fino adesso. Pareri discordanti, però mi sembra che la maggior parte siano positivi. Guardi, cioè non è il referendum di Zaia, è il referendum dei veneti. A me risulta che i veneti abbiano sempre detto vogliamo essere padroni a casa nostra. A me risulta che i veneti abbiano sempre detto vorremmo l'autonomia di Trento e Bolzano. Bene, il referendum è servito, no? È l'inizio di un percorso, non è che il giorno dopo uno diventa autonomo, è l'inizio di un percorso. Voglio andare a votare, vogliono scegliere bene, sarò io, guardi, se i risultati non ci sono il primo a chiudere la dossier, dico, cari veneti, io vi ho messo nelle condizioni di dare un segnale a Roma, certo. Se non lo volete dare chiudiamo, però non posso neanche accettare che ci sia un cittadino, mi perdoni quel cittadino, che dice che con il referendum di Renzi avremo più autonomia. Cioè, mi deve perdonare, ma secondo me lui non ha letto il quesito referendario e non sa neanche qual è la ricaduta. E l'altro, il ragazzo, mi spiace che dica non abbiamo bisogno di autonomia perché i casi di tangenti di corruzione abbiamo visto che ci sono veneti. Ma cosa vuol dire sta roba? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, non c'entra nulla in effetti. Cioè, mi domando cosa vuol dire. E allora, visto che i casi di corruzione sono veneti, non vogliamo l'autonomia. E visto che i casi di corruzione sono nazionali, quelli di Roma, non vogliamo neanche lo Stato?
Certo. Non c'entra niente, cioè il ladro è ladro, ma le persone per bene sono persone per bene. E quindi bisognerebbe, vabbè, in ogni modo vedremo l'anno prossimo, il primo anno prossimo. Direi che lo slogan potrebbe essere mai più alibi. Questo potrebbe essere. Certo, e quindi staremo a vedere, molto probabilmente magari qualcuno ha fatto confusione, visto che il 4 dicembre c'è un altro referendum, ha detto... Sì, però direi, guardi, mi perdoni, accantonare il tema autonomia, il 4 dicembre si vota per il referendum di Renzi. Esatto. Noi siamo per il no. Come mai? Perché per il no? Glielo spiego velocemente, guardi, se si legge il quesito si capisce. La modifica della Costituzione ha un presupposto, le regioni sono un problema. Tanto è vero che questa modifica della Costituzione riduce le competenze delle regioni in statuto ordinario, da 19 a 6, se non ricordo male, il che vuol dire che si comprime l'attività delle regioni. Se c'è qualche Veneto che spera che la sanità sia gestita non più dal Veneto ma da Roma, può tranquillamente andare a votare a favore di questa riforma. Ma qualcuno mi dovrebbe spiegare perché tu riduci le competenze delle regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, le 5, le blindi a vita. Cioè non le tocchi e non puoi fare niente, addirittura imponi l'applicazione dei costi standard, sembra la riforma della Costituzione, alle regioni a statuto ordinario, cioè gli dici voi dovete essere virtuose, e quelle a statuto speciale non le obblighi all'applicazione dei costi standard. Cioè la Sicilia ha 22.000 forestali, resta la Sicilia dei 22.000 forestali, il Veneto ne ha 400 di forestali e gli dici guarda ti tolgo anche la competenza. Non ha un senso in effetti come tipo. E allora al referendum di Renzi bisogna votare no. Ecco, e per la riduzione dei parlamentari, la riduzione ma dei anche costi quella, guardi, politica... è una farsa. Se si vuole eliminare una Camera, la si elimina. Se si vuole risparmiare mantenendo una Camera aperta, bastava prendere la conferenza dei presidenti di regione, che sono democraticamente eletti, sono la ventina dei presidenti di regione, e la elevi a rango istituzionale e la fai diventare una Camera per la rappresentanza delle comunità, no? Ma la verità è che il modello che si disegna di Stato non è un modello federalista, è un modello centralista, non serve niente la seconda Camera. Quindi noi riempiremo questo Senato di persone che vi hanno detto, cari cittadini, vi hanno detto lo faranno gratis. Sì, lo faranno gratis perché hanno già altre cariche, perché sono presidenti di regione, perché sono assessori regionali, certo, perché sono amministratori. Andranno lì, avranno anche l'immunità, perché chi andrà lì avrà l'immunità parlamentare, ma non saranno scelti da voi. Non saranno scelti da voi, perché se passa questa riforma della Costituzione saranno scelti dai partiti. Dopo un'altra bugia che vi hanno raccontato, che le province spariscono, in questa riforma della Costituzione l'unica roba che sparisce dalle province è il nome, che non si chiameranno più province ma si chiameranno aree vaste, dove non eleggerete più i presidenti di provincia. Voglio ricordare che in Veneto ci sono ancora 7 presidenti di provincia, ma nessuno di noi li ha eletti, perché vengono eletti sempre col giro dei partiti, perché è sparito anche lì il suffragio. Allora, se è questo che piace ai cittadini, vadano a votare per il referendum di Renzi. Io voto no, al referendum di Renzi voto no. E ha spiegato il motivo per cui vota no. Ma ce ne sono molti altri motivi. Sì, sì, c'è scritto di tutto dentro in quella riforma. Ce ne può citare qualcun altro così? Ma guardi, le ho detto innanzitutto la non elettività del Senato. Certo. E questo è fondamentale dirlo e spiegarlo ai cittadini. Un altro motivo che non ho citato, si parla della fine del bicameralismo paritario, cioè si dice il problema in Italia è quello del fatto che le leggi devono andare Camera-Senato, Camera-Senato. Bene, intanto questo governo Renzi pone la fiducia per cui non c'è neanche problema dal Camera-Senato. Penso che il 90% delle leggi fatte dal governo Renzi siano fatte con la questione di fiducia, quindi non c'è proprio problema del bicameralismo. Poi non è vero che si elimina, perché tutta una serie di competenze inutili che verrà date a sto Senato, ce n'è una che dice che se 2/3 dei senatori vogliono avvocare a sé una legge che stanno discutendo alla Camera, se la possono trascinare al Senato, cioè si prendono la preda alla Camera e se la portano via, certo. Non è così. Va bene, avremo modo di parlarne prima del 4 di dicembre, il giorno in cui si andrà a votare. Ultimo tema, poi chiudiamo questa interessante trasmissione, il lavoro ai giovani nel Veneto. Ci sono 19.000 ragazzi che non sanno e che non hanno né lavoro né studiano. Come si può risolvere questo problema, governatore? Il problema della disoccupazione intellettuale che tocca da vicino anche il Veneto in un momento nel quale c'è crisi. La crisi morde anche in Veneto, abbiamo 175.000 disoccupati in questo momento, siamo la regione con il tasso di disoccupazione più basso, 6,6%, però c'è anche nei confronti di molti ragazzi che non trovano delle occupazioni compatibili
E questa è la vera sfida. Noi abbiamo fatto partire l'iniziativa di Garanzia Giovani, abbiamo fatto investimenti, c'è il tema di tutto quello che mettiamo nella ricerca, eccetera. Però questo è il mercato, cioè al di là di trovare sempre la colpa in qualcuno, questo è il mercato. Cioè oggi il mercato è attrattivo in Veneto rispetto ad alcune professionalità, ma non lo è rispetto a molte altre. E quindi cosa succederà, governatore, in futuro? Le faccio un esempio anche che riguarda il commercio. Con internet, e-commerce, praticamente da un mio punto di vista chiuderanno molti negozi perché i prezzi non sono competitivi, quindi Amazon, per fare un esempio, non per fare pubblicità, un'azienda che fattura miliardi all'anno di fatturato, ucciderà molti negozi. Cosa succederà in futuro? Come si potrà migliorare questa situazione che vedrà penalizzato poi i ragazzi che andranno a lavorare in questi negozi? Ma lei se la ricorda la rivoluzione industriale che studiavamo a scuola, no? Ma parlo quella recente, no? La terza, certo, forse rivoluzione industriale, la catena di montaggio, no? Qual è lo spauracchio? Che da un lato si proponeva l'efficienza, dall'altro la disoccupazione. È inevitabile che la digitalizzazione porti a perdita di posti di lavoro. Certo, possiamo dire che ci sarà, io non sono contro la digitalizzazione, sono a favore, possiamo dire che molti verranno recuperati, però è altrettanto vero che la manifattura non può recuperare tutti coloro che vivono del lavoro manuale con il digitale, quindi devono prepararci a questo. Altri stati che pontificano di meno che gli italiani sulla 4.0 hanno cominciato a tassare anche i robot, per dire, no? Ci sono già degli alberghi che hanno i camerieri che sono dei robot negli Stati Uniti. No, ma quindi cerco di capirmi, succederà, governatore, che le aziende... Che il tema dell'occupazione sarà un tema cogente molto importante con la rivoluzione 4.0. Ecco, allora mi chiedo, faccio un ragionamento e vedo che le grandi aziende si trasferiscono all'estero dove i costi sono minori, le grandi aziende fanno costruire nel terzo mondo, se è giusto definirlo così, Cina, certo, e tant'altro. I giovani non hanno lavoro e quindi non avendo lavoro qui devono andare all'estero e poi con questo ragionamento dell'e-commerce schiudono anche i commercianti. Domanda, noi abbiamo una cosa che è naturale, che è il turismo, perché non lo sfruttiamo al limite? Che la più grande industria fa 17 miliardi di fatturato in Veneto, 70 milioni di presenze. Dobbiamo, guardi, noi stiamo facendo fra l'altro anche delle norme, delle leggi per, come si può dire, rendere sempre più agevole l'accesso all'impresa turistica. Oggi fare una casa su un albero, che è un prodotto turistico che va in giro per il mondo, è un problema in Veneto. Ma è un problema in Italia perché l'urbanistica, la sicurezza e la sanità e l'ULS e tutte robe che vado io, cioè mi incazzo quando sento queste robe. Sì, ma tutti hanno paura poi anche di farlo. Allora io dico, noi dobbiamo semplificare, fare in modo che se un ragazzo a casa sua ha 3 alberi e gli piacerebbe pensare a un prodotto turistico così che può rendere 100 euro al giorno, 150 euro al giorno se le gestisce lui, che è un turismo che fra l'altro richiede questo servizio, è giusto di mettere nelle condizioni. Cioè il vero freno che abbiamo in questo paese è che complichiamo la vita dei cittadini. Beh, ci sono tanti bed and breakfast, tanti... Sì, ma sa per arrivare, glielo dice uno che ha vissuto questa rivoluzione, sono stato anche operatore io, turistico, no? Cioè, e le dico, io e mia sorella, avevamo una struttura, ma per arrivare al bed and breakfast, che oggi è un prodotto turistico normale, 2 letti su 3 in Veneto sono un prodotto extra alberghiero, non sono alberghi, 2 su 3, sono circa 430.000 posti letto. Allora io dico, per arrivare a quello che oggi per noi è normalità, ma c'è stata una rivoluzione che è durata 20 anni in Veneto, cioè all'inizio quando parlavamo di bed and breakfast era proibito solo pensare alla parola bed and breakfast. Oggi se tu nel prodotto turistico non vendi anche la fascia del bed and breakfast, sei tagliato fuori. Però si arrabbiano quelli degli alberghi perché dicono loro non pagano le tasse. Ma io non ce l'ho con gli alberghi, loro sono dei professionisti, tutti devono pagare le tasse. Però dobbiamo renderci conto che in giro per il mondo funziona così. E il turista quando apre un portale vuol trovare l'albergo, le tante stelle, le poche stelle, il bed and breakfast, il glamping. Sai cos'è il glamping? Il glamping è un nuovo modo di fare turismo che non è più il campeggio delle tende delle canadesi, ma delle tende 5 stelle che creano, ti danno queste suite in tende molto prestigiose, certo, ma anche lì in Veneto sono dei ragazzi che volevano fare il glamping, sono andati a farla a Bali, non Bari, a Bali,
perché a Milano non potevano farlo. Non potevano farlo, certo. Questa è la verità. No, noi avevamo l'ostello il nostro periodo, governatore. E poi l'ultima notizia, allora è una dichiarazione sua, che hanno esuberi per quanto riguarda la Banca Popolare di Vicenza e il futuro non si sa cosa potrà accadere. Ecco, cosa ne pensa delle banche, anche se lo tocchiamo così di sfuggita No, questo guarda, tema, io la che è un tema ringrazio per la importante. domanda. Gli esuberi a livello nazionale si dice che siano circa 150.000. È una tragedia pensare a nuovi licenziamenti anche in Veneto dopo tutto quello che è accaduto nelle due banche, perché se Vicenza presenta esuberi, immagino che Veneto Banca non sia distante da dirci qualcosa. Meno, certo. Allora, è una tragedia, noi vogliamo essere a fianco ai lavoratori, però a me spiace anche una cosa. Io ho sempre detto, ma valutate la fusione. Allora, aver sentito dire in tutte queste settimane, no, che sembra quasi che la fusione tra le due banche sia un mio pallino, no? Zaia autonomista, no, io dico che penso che una banca nel territorio ci voglia. Bene, questo ce lo devono dire anche le imprese, le famiglie, perché se a nessuno gliene frega niente, la fusione possono anche far meno di farla. Ma vorrei ricordare che queste due banche hanno tre alternative, ve le scandisco: lo spezzettamento, essere vendute a pezzi, la vendita in blocco, la fusione. Guardi, io ho un'impressione e invito tutti a fare 3 simulazioni, avete i dati delle banche, le imprese si devono da fare, il mondo associazionistico, fate 3 simulazioni, perché ho l'impressione che nessuno sia interessato a comprare queste banche a pezzi, di comprarle per intero. Penso che l'unica soluzione che forse resta è quella di metterle assieme per portarle in bonus. Al territorio non interessa, a me sinceramente non mi cambia la vita, io ho un sacco di problemi da seguire in regione, c'è un sacco di dossier, però che poi non si dica gigante economico, nano politico, io mi sono stancato di queste frasi. Allora, io posto una questione, l'ho posta nel 2013, si sono messi tutti a ridere quando ho detto cercate di diffondervi 2013, si sono messi a ridere, ho visto i risultati, no? Che quelli che ridevano poi si sono messi anche nei guai. Senta governatore, in chiusura, in Inghilterra per quello che è successo dicono, si sta dicendo se non troveranno una soluzione, che molte banche sì, l'ho letto anch'io. Ecco, usciranno, andranno via da Londra, si parla di oltre 100.000 dipendenti, queste banche andranno in Germania, andranno in Francia, andranno in Svizzera, in Italia no, come mai in Italia no secondo lei? Beh, almeno quello che si dicono, si dice. Bisogna essere attrattivi, ma se lei è uno straniero e ti vengono a dire che una causa civile dura 7 anni e mezzo, che vince sempre chi ha torto, ma perché il tempo è a suo favore, che l'ufficio complicazioni affari semplici, gli uffici pubblici sono un disastro. La solita burocrazia. La gente si gira e ti saluta. E va via. Siamo in conclusione, come tutte le sere in questa trasmissione, chiedo al mio ospite il pensierino della sera. La telecamera la inquadra, ho un minuto per dire tutto quello che vuole. Ma guardi, io penso solo una cosa, che se non abbiamo l'autonomia in questa regione, cioè se non si va verso un percorso di federalismo, di autonomia, e poi se pensiamo alla via scozzese e anche di indipendenza, noi non abbiamo più chance. Roma ci divora, Roma abbiamo visto come ci tratta, e hanno avuto un sacco di occasioni. Parlo del centrodestra e anche del centrosinistra, cioè di tutte, perché la storia è storia. Cioè, il Veneto non ha mai avuto niente e questo referendum servirà per mettere i puntini sulle i, e io penso proprio che questo referendum dell'autonomia, che spero che si possa celebrare in primavera, possa far tornare fuori quell'orgoglio veneto che magari è un po' sopito, tornare fuori e dire Paroni a casa nostra. Buonanotte governatore Luca Zaia, grazie di essere stato con noi, buonanotte, settimana prossima.